Di male in peggio questa tragedia dei risparmiatori truffati dalle banche. Domenica scorsa era stato raggiunto un accordo, come avevamo riferito, con il ministro Tria e la soluzione era quella del doppio binario. Subito i soldi ai truffati che hanno un reddito di 35.000 euro e un patrimonio non superiore ai 100.000, patrimonio mobiliare non superiore ai 100.000 euro, e per tutti gli altri un arbitrato per decidere di caso in caso. Questa era la linea che aveva vinto. Insorgono 2 delle 17 associazioni che non hanno firmato questo accordo. Di Maio prende subito le parti di una di queste associazioni in particolare, dice che se non c'è l'accordo di tutte le associazioni non si va da nessuna parte, salta tutto, addirittura ha detto il vicepresidente del Consiglio, ministro dello sviluppo economico, e siamo finiti, diciamo, dalla padella nella brace, perché nel frattempo cosa è successo? Nelle more il fondo da 1 miliardo e 500 milioni è stato dimezzato e ovviamente i tempi a questo punto si allungano, perché è una situazione di nuovo di stallo, con Salvini che non sa bene cosa fare, che comunque non è d'accordo con il ministro Tria, che però vuole dare i soldi a tutti. Insomma, come al solito, una vicenda meramente politica, uno scontro tra il ministro Tria e questi 2 vicepremier, e chi ci va di mezzo sono i disperati, le persone che hanno perso tutto, 210.000 risparmiatori che speravano in una conclusione positiva di questa catastrofe. Per le beghe politiche, per questioni di puntiglio, per ripicche, per personalismi, per i soliti protagonismi che vediamo tra i 2 Dioscuri in questi ultimi anni, salta l'accordo e queste persone finiscono nuovamente sul lastrico, sono senza soldi, sono senza risorse, sono alla disperazione. Cosa facciamo? Prendiamo i 12 milioni sequestrati, trovati, il tesoretto di Galan dalle tangenti del Mose e li diamo a loro? Trovino queste risorse, ci sono le risorse, lo dice sempre Patrizio Miatello nelle nostre trasmissioni, e ristorino queste persone che sono state imbrogliate, ingannate dai vertici delle banche più importanti del Veneto, che hanno diritto di riavere quanto hanno perso, quanto è stato loro sottratto. Anche il presidente Zaia, che giustamente si tiene al di fuori di questa mischia, dica la sua, intervenga perché queste persone vengano salvate.